In arrivo sulla Liguria nelle prossime ore la prima vera ondata di freddo della stagione, temperatura in picchiata rispetto ai valori attuali, prossima settimana possibile la neve a quote collinari. 18 mini appartamenti a canone agevolato per anziani ultra 65 anni in difficoltà. Li mette a disposizione la Fondazione Marini di Lavagna. Le domande vanno presentate entro il 15 di dicembre. In preparazione alla giornata mondiale dei poveri, la testimonianza di Giulia e Danilo, missionari nella regione di Cusco in Perù. Partiranno fra qualche giorno per stare 2 anni fra i più poveri. Approvata dai vescovi la nuova traduzione del Messale romano, sarà pubblicata il prossimo anno e conterrà la nuova versione della penultima invocazione del Padre Nostro. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG13. Dunque è in arrivo il freddo sulla nostra regione. Nelle prossime ore infatti è previsto l'arrivo di aria di origine continentale che porterà ad un brusco e repentino abbassamento delle temperature, con la possibilità di fenomeni nevosi anche a quote collinari. Cosa dobbiamo aspettarci allora per i prossimi giorni? Lo abbiamo chiesto ai previsori del Centro Meteo Ligure, che oggi si trovano a Rovereto per partecipare con la loro associazione al Festival della Meteorologia. Il primo abbassamento, per la verità lieve, delle temperature si è avvertito già questa mattina, ma sarà dalle prossime ore che, portato dal vento di tramontana, il freddo farà il suo ingresso in grande stile sulla Liguria e sulle riviere. Le prime avvisaglie si registrano già in Val d'Aveto, dove tra le minime della mattina spiccano i meno 1,3 gradi del Monte Bue e gli 0 gradi della piana di Rezzoaglio. In questa località e non solo, avvertono i previsori del Centro Meteo Ligure, nei prossimi giorni la temperatura è destinata a scendere ben al di sotto di questo valore. Sui nostri territori liguri in queste ore sta entrando dell'aria relativamente più fredda di origine continentale, è indicativo il valore sotto zero a meno 1,5 del Monte Bue che segnala l'afflusso di questa massa d'aria diversa in quota. E chiaramente per le prossime ore questo afflusso d'aria fredda andrà ulteriormente ad incrementarsi, è previsto poi quindi un trasferimento di questa massa al suolo accompagnato da venti più freddi che proprio acuiranno la percezione di freddo anche sulla costa, quindi aspettiamoci al lato del versante marittimo chiaramente un clima più secco originato dai venti di tramontana e di Vercale. Nell'entroterra invece degli addensamenti potrebbero scorrere a cavallo del weekend anche domenica mattina, non escludiamo al confine col Tosco-Emiliano i primi fiocchi di stagione, ma il contesto per gran parte della regione sarà asciutto con aria ovviamente frizzante. Questa situazione si potrebbe protrarre, come abbiamo visto anche dalle mappe meteorologiche, per il proseguo del mese di novembre, per la chiusura del mese, quindi passeremo da una situazione di sopramedia termico a una situazione di sottomedia, quindi con il freddo che sarà appunto amplificato da soventi giornate di tramontana. Una previsione è quella del presidente di Limete che arriva direttamente da Rovereto, dove i soci della realtà sono presenti con uno stand al Festival della Meteorologia. Il Festival della Meteorologia è incontro di meteo appassionati ma anche professionisti del settore. A proposito di professionisti, abbiamo avuto l'occasione di scambiare 2 chiacchiere anche con Andrea Giuliaci del centro Epson Meteo, a cui abbiamo omaggiato di un calendario limite che andrà fra poco in distribuzione. Da questa settimana è possibile presentare domanda per poter usufruire dei 18 alloggi a canone agevolato messi a disposizione a Lavagna dalla Fondazione Giuseppe Luigi Marini. Inaugurati recentemente, al termine di un lungo lavoro di riqualificazione, sono a disposizione di tutti gli ultra 65 anni del Tigullio che si trovano in condizioni disagiate. È possibile ritirare la documentazione ogni martedì e giovedì nell'ufficio di Via della Pace dalle 10 alle 11:30 fino al 15 di dicembre. Noi martedì al venerdì dalle 10 alle 11:30 siamo presenti nell'ufficio che è qui alle mie spalle, dove consegniamo i moduli, dove ci sono tutti gli allegati da inserire e i dati da fornire, che sono in prevalenza l'ISEE, sono l'eventuale sfratto, sono la situazione familiare, eventuali figli, coniugi e quant'altro. Chi può presentare questa domanda? Siamo in prevalenza, che sono rivolte a persone oltre 65 anni che sono qui residenti nel territorio, quindi i comuni di Lavagna, Cogorno, nei comuni limitrofi, che abbiano raggiunto prevalenza 65 anni, perché la volontà del benefattore era quella di favorire delle persone anziane, sole, ma bisognose di cure.
Gli appartamenti sono molto belli, sono stati, come dire, concepiti appunto per questo tipo di intervento, sono sui 40 metri, sono composti da una camera, da una cucina, da un ingresso, una sala, e servizi igienici, sono dotati di ascensore, c'è una caldaia, quindi riscaldamento centralizzato, quindi sono stati fatti con tutta l'attenzione e le cure appunto per le persone anziane. Quanti appartamenti sono e in che modo verrà stilata comunque la graduatoria una volta chiuse i termini per presentare le domande? Gli appartamenti sono 18 complessivi, la graduatoria verrà stilata tenendo conto appunto dell'età, tenendo conto dell'ISEE, quindi del reddito della persona, della sua eventuale famiglia, del numero di familiari che uno possa avere, calcolando che gli appartamenti sono per una, massimo 2 persone. E tenendo conto se una persona ha lo sfratto, le condizioni di salute, l'eventuale inabilità o invalidità, quindi tutti quei valori che vengono, come dire, considerati nell'edilizia residenziale pubblica, ecco, e nell'arte, nelle case popolari. Ecco. Una struttura che diciamo è all'avanguardia, non ce ne sono così di questo tipo nel nostro territorio? Ma che mi risulti no, non mi risulta che ce ne siano, questa è stata concepita proprio nuova, quindi probabilmente ci possono essere altre forme magari in altri comuni, ma come questa credo che sia l'unica. Ieri sera si è svolto in comune a Chiavari l'incontro fra l'amministrazione comunale e i frontisti della strada interpoderale di Caperana Alta per discutere le criticità e i prossimi interventi da realizzare per la messa in sicurezza di tutta la zona. Oltre ai rappresentanti dell'amministrazione era presente il geometra Claudio Castagnino, incaricato per effettuare i rilievi necessari ad una stima complessiva dei costi dell'intervento di manutenzione. È stato presentato l'iter per l'acquisizione graduale della strada. Primo passo propedeutico e necessario è la cessione bonaria gratuita dei terreni da parte dei proprietari frontisti, cui seguirà l'acquisizione della strada al patrimonio comunale. Il successivo intervento di manutenzione straordinaria verrà suddiviso in 3 lotti. Il primo interesserà la porzione di strada di circa 800 metri compresa tra la curva di San Lazzaro e la prima zona pianeggiante e vedrà la realizzazione di diverse opere di contenimento del terreno attiguo alla strada, l'allargamento e la messa in sicurezza della carreggiata, una spesa stimata di circa 300.000 euro. L'intervento nel suo complesso si presenta molto costoso perché arriverà a 2 milioni di euro, ma la spesa sarà spalmata su più anni, come ha spiegato nel corso della riunione l'assessore Massimiliano Bisso. Al termine della riunione il Comitato Cittadino Caperana Case Sparse ha ringraziato l'amministrazione comunale per il dialogo positivo e costruttivo che ha caratterizzato l'incontro. Sono in fase di ultimazione sulla A12 a Sestri Levante i lavori per l'installazione delle barriere fonoassorbenti sul tratto autostradale che costeggia il quartiere della Lavagnina, un intervento che i cittadini attendono da tempo e che porterà ad un miglioramento della qualità della vita del quartiere. È stato installato oltre 1 chilometro di pannelli fonoassorbenti, 460 metri nel tratto verso Genova e 600 nel tratto in direzione La Spezia, per un investimento totale di 6 milioni da parte di SALT. Si avvia così alla conclusione il percorso portato avanti da diversi anni dal Comune, che si è sempre fatto parte attiva nel sollecitare il concessionario e il Ministero delle Infrastrutture a realizzare questo intervento. Domenica si celebra la seconda giornata mondiale dei poveri, una occasione, ha scritto Papa Francesco, per ascoltare la povertà, rispondere ad essa e liberare chi vive in difficoltà. Oggi vi presentiamo la testimonianza di Danilo e Giulia, 2 giovani sposi dell'operazione Mato Grosso che hanno ricevuto in ottobre la croce missionaria dalle mani del Vescovo e partiranno a breve per 2 anni di missione in Perù. Partiranno fra qualche giorno per il piccolo paese di Lucma, nella regione di Cusco, in Perù. Danilo e Giulia Roccati, sposi da 6 anni, hanno 3 bambini, Pietro, Gioele ed Elia. Questa è la loro terza esperienza di missione con l'operazione Mato Grosso. Senza presunzione, con l'umiltà di chi vede il proprio contributo come il piccolo obolo della vedova del Vangelo, hanno avuto a che fare con la povertà in innumerevoli forme. A me la prima volta che siamo andati in missione mi aveva molto scosso il fatto che erano loro i primi a regalarti qualcosa invece di essere loro a essere arrabbiati con la vita, diciamo. Per noi sono persone che abbiamo conosciuto e con cui siamo diventati anche amici. Ci hanno insegnato a fare tante cose con poco e poi mi hanno insegnato a
provare a essere più buono sostanzialmente. E quindi provare a essere il primo io a regalare agli altri senza aspettarsi niente in cambio. E io nella testa ho delle scene, dei momenti, dei flash di queste persone che lavorano a testa bassa, continuano la loro vita tutti i giorni, tutto il giorno, tutto l'anno, e io invece magari mi arrabbio se la domenica non vedo la partita o se non vado, capito? Ecco, queste flash qua. Oltre alla povertà materiale di qualcuno che ha fame, è difficile soprattutto vedere i dolori, le persone che stanno male, che magari non lo urlano, non lo gridano, quindi devi proprio aprire un po' gli occhi, devi andare un po' oltre l'apparenza e vedere chi hai vicino. A Lucma l'obiettivo sarà quello di aprire una piccola scuola di falegnameria per levare i bambini alle soglie dell'adolescenza dalla strada e spesso dalla solitudine e dare loro un futuro. Da qui l'impegno di Giulia e Danilo si può sostenere a distanza. Tante famiglie, anche di amici, le hanno detto: prendetevi a cuore un bambino, li fate un po' da genitori da lontano, noi vi mandiamo foto, filmati. Insomma, per loro, anche se qua noi chiediamo un 30 euro al mese, 360 euro l'anno, che diciamo sia un caffè al giorno, no? Qua ti liberi di un caffè al giorno, là gli cambi la vita, quindi fai proprio la differenza. L'abbazia di Sant'Andrea di Borzone celebra la solennità del titolare della chiesa abbaziale. Domenica alle 15:30 la liturgia del Vespro e la messa solenne, cui seguirà la benedizione, la distribuzione del pane e il bacio della reliquia. Animerà la liturgia la corale ecumenica chiavarense. Sarà un'occasione in particolare per pregare per l'unità delle chiese cattolica e ortodossa. Nel quadro del rinnovamento della liturgia avviato dal Concilio Vaticano II, la 72esima Assemblea Generale della CEI ha approvato la traduzione della terza edizione italiana del Messale romano, ma, spiega il Presidente, il Cardinale Bassetti, ci vorrà ancora un po' di tempo per la sua pubblicazione e quindi anche per la nuova versione del Padre Nostro, in cui si pregherà non abbandonarci alla tentazione invece che non indurci alla tentazione. Così, dopo un percorso durato 16 anni, la nuova edizione del Messale contribuirà, scrivono i vescovi nel comunicato finale, al rinnovamento della comunità ecclesiale nel solco della riforma liturgica. Per dare sostanza a questi temi si è evidenziata l'opportunità di preparare una sorta di riconsegna al popolo di Dio del Messale romano, con un sussidio che rilanci l'impegno della pastorale liturgica. Noi abbiamo chiesto un approfondimento al biblista Don Claudio Doglio. Perché si è sentita la necessità di questo cambiamento, Don Claudio? Perché la formulazione tradizionale dava adito ad una cattiva interpretazione, dava l'impressione che Dio Padre ci mettesse nella tentazione, fosse Lui a metterci in una posizione di pericolo o di tentazione al male. Di fatto il senso non era quello e quindi la nuova traduzione è un tentativo di rendere meglio l'originale greco. Il Padre Nostro è stato insegnato da Gesù in una lingua semitica, aramaico o ebraico, però noi l'abbiamo nel Vangelo secondo Matteo in greco. Probabilmente fu il primo passaggio dalla lingua semitica al greco del Nuovo Testamento a creare un problema. Gli apostoli non dovevano essere grandi letterati greci e quindi tradussero in greco quella forma ebraica con una stornatura e venne fuori l'espressione eisenenche, che corrisponde perfettamente al latino inducere e che è stato tradotto in italiano con indurre, non indurci in tentazione. Però il senso non è quello di non metterci alla prova, bensì è l'invocazione che il figlio rivolge al papà: non lasciarmi andare nel momento del pericolo, tienimi per mano perché sto camminando sul burrone.
Quindi la traduzione "non abbandonarci nella tentazione" esprime meglio il senso originale, quindi è una correzione della traduzione. E come tutti sanno, le traduzioni sono sempre perfettibili. Il testo originale greco nessuno potrà mai cambiarlo. Le traduzioni in italiano, in francese o in tedesco possono cambiare a secondo dell'evoluzione della lingua. L'Associazione Semi di Speranza ha compiuto 10 anni. Il gruppo di volontariato sociale sostiene l'Opera Madonnina del Grappa nelle attività caritative sul territorio di Sestri Levante e per seguire la realizzazione di progetti nella missione in Ruanda. In occasione del 10° anniversario di fondazione, l'associazione invita tutti gli amici e i sostenitori domani alle 18:30 nel Santuario di Cristo Re all'interno dell'Opera Madonnina del Grappa per la Santa Messa, cui seguirà una cena solidale il cui ricavato servirà a sostenere le attività dell'ente. Nel corso del Salone Orientamenti 2018 l'Istituto Cabotto di Chiavari ha ricevuto il premio di 1.000 euro per aver vinto la fase provinciale del concorso Premio Scuola Digitale. Il lavoro è stato realizzato grazie agli studenti della quinta C Luca Calabrese e Carlotta Solari, con il coordinamento della professoressa Virginia De Marchand, ed è incentrato sugli scambi culturali fra stati limitrofi, cui hanno partecipato anche gli studenti del Cabotto. E in occasione della Notte dei Talenti, sempre nel contesto della 23esima edizione di Orientamenti, tra le produzioni teatrali vincitrici del bando Il dialetto sale sul palco, il Comune di Chiavari, per lo spettacolo teatrale Liguritudine, realizzato in collaborazione con le associazioni culturali La Contrada e Scena Madre, l'Associazione Culturale O Castello e il Villaggio del Ragazzo, ha ricevuto la menzione primo classificato per la sezione Miglior composizione teatrale. L'opera, interamente in lingua genovese, ha visto l'utilizzo di diverse forme d'arte, canzoni, coreografie, recitazione, scenografie e video originali. Anche quest'anno il Comune di Santa Margherita Ligure, su invito dei familiari di Luca, sammargheritese mancato nel luglio del 2017, ha aderito all'iniziativa Facciamo luce sul tumore al pancreas, organizzato sul territorio nazionale dalla Fondazione Nadia Valsecchi. Ieri sera e questa sera la facciata del municipio di Piazza Mazzini sarà illuminata di viola. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per altre notizie e aggiornamenti. Avvenire titola "Non abbandonarci, cambiano Padre Nostro e Gloria". L'Assemblea dei Vescovi Italiani approva la nuova versione delle preghiere e istituisce una struttura nazionale per la tutela dei minori. CEI al via un servizio di prevenzione della pedofilia. Esportiamo ancora armi verso i paesi in guerra, calano le vendite ma non ad Arabia Saudita e nazioni africane. Peculato e inceneritori, divisa la maggioranza, giustizia manovra, resta e aumenta il bonus bebè, tassa sulle bibite gasate. Magari in Senato sì il decreto Genova, ma il pugno di Toninelli è diventato un caso. Europa pensa ad un piano B sulla Brexit, Theresa May appesa ad un filo, via 5 ministri, martedì voto di sfiducia. E poi i dati dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni, SPRAR, la buona accoglienza dà futuro a 35.000 persone. Allora andiamo a vedere all'interno di Avvenire. L'ANCI, ecco la rete che il decreto Salvini smantella. I numeri, progetti e lavoro, il primato va al sud. Nell'Atlante 2017 la mappa del sistema sul territorio che garantisce occupazione a 11.000 professionisti. E adesso andiamo sul secolo XIX. C'è la legge, Genova riavrà il ponte, Toninelli, risposte rapide, lobby escluse, Forza Italia si astiene, Rixi della Lega stop alle alleanze, il commissario Bucci firma i primi decreti, nominata la squadra via alle richieste per il progetto, ma il commento di Giovanni Mari è: ma il lavoro per la città non è finito. Pagamento delle imposte comunali sospeso fino a giugno a Rapallo e Sestri Levante, mentre a Chiavari edilizia sociale e scuola nel nuovo piano urbanistico che andrà in consiglio il prossimo 5 dicembre. E veniamo ancora a Rapallo, yacht affondati a Rapallo, l'incubo delle richieste danni, gli yacht incagliati davanti ai torrenti, bombe a orologeria da rimuovere subito. Questa è la prima pagina del Levante. Priorità assolute il chocolate dalla foce del San Francesco, servono 2 settimane per togliere il Saqqara di Al Fayed, restano 61 barche ancora da spostare, la
tabella di marcia della Guardia Costiera. Intanto arriva l'ok delle analisi del mare, nessuno sversamento fuori dall'area portuale. Dal Levante, dalla costa all'entroterra, è crollata la quercia di Gosita, simbolo della Val Graveglia. L'albero monumentale ha ceduto al peso degli anni, nelle sue radici la storia di una comunità. Per gli aggiornamenti di cronaca andiamo subito in redazione, dove oggi per noi c'è Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Abbiamo la cronaca. Aveva raccolto più di 8.000 file dal contenuto pedopornografico. Per questo un operaio edile di 40 anni è stato arrestato dalla polizia postale a Genova dopo una lunga indagine. L'uomo, che aveva già subito in passato una condanna per tentata rapina e violenza sessuale ai danni di alcune donne, di cui una minorenne all'epoca dei fatti, era da tempo seguito dagli investigatori perché è trovato in possesso di materiale informatico illegale. A fronte della pericolosità sociale del quarantenne e del pericolo di reiterazione del reato, il GIP del Tribunale di Genova, Paola Fagioni, ha emesso nei suoi confronti il provvedimento cautelare. E questo scrive la polizia in una nota. Il materiale informatico sequestrato è ancora al vaglio degli investigatori. E poi, tornando nel Tigullio, un uomo di 60 anni è caduto da un albero questa mattina mentre stava lavorando nella zona di Via dei Garbuggi, siamo nel comune di Leivi, rompendosi un braccio. L'incidente questa mattina intorno alle 10 è stato soccorso dai medici del 118 e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Le sue condizioni fortunatamente non sono risultate gravi. Dalla redazione è tutto, lì nello studio. Grazie, prima di chiudere abbiamo due appuntamenti, il primo lo trovate anche sul nostro sito teleradiopace.com. Taglio del nastro questo pomeriggio alle 17 a Chiavari per la mostra Le vele di Didi Coppola, è stata allestita nello spazio espositivo Casoni di Piazza San Giovanni. Sarà aperta fino all'8 dicembre negli orari 10-12 e 16-19. E sempre per quanto riguarda gli appuntamenti culturali, domani pomeriggio alle 15 all'Ascito Cuneo di Calvari si terrà la premiazione delle scuole che hanno partecipato al tradizionale concorso dell'Ottobre colombiano in Fontanabuona. Quest'anno i temi da affrontare erano due: Cristoforo Colombo e l'avventurosa traversata dell'oceano e, dopo Colombo, personaggi con origini fontanine diventati famosi in America. Tutti gli elaborati resteranno esposti nel salone dell'Ascito Cuneo fino alla fine della prossima settimana. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. Io vi ricordo che troverete tutte le notizie aggiornate questa sera alle 19:15 con l'edizione serale del nostro notiziario Tigullio Oggi, e alle 21:10 invece potrete seguire la nostra rubrica di cronaca diocesana Noi Chiesa. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.